Lodatelo potenti suoi, lodatelo nei cieli, lodatelo lui grande e lodatelo l'Eterno e Re, col suono della tromba e con l'arpa e con la cetra, con mazze e tamburelli, suonando e danzando. Suono della tromba e dall'arpa e con la cetra, con danze e tamburelli, suonando e cantando. Allelu, 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 Alleluia, siamo caldi? Oggi c'è il fuoco dello Spirito Santo, amen? Gloria a te Signore Santo, vieni col tuo Spirito ad infiammarci Signore, nel nome di Gesù. Gloria a te Signore, Santo, Santo, Santo. Alleluia, alleluia. Gloria. Alleluia. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre e pensare sempre che tu vivi in me. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre e pensare sempre che tu vivi in me. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre e pensare sempre che tu vivi in me. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre e pensare sempre che tu vivi in me. Ero nel mondo, ero perduto, ma tu mi hai lavato, tu mi hai sanato. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre, pensare sempre che tu vivi in me. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre, e pensare sempre che tu vivi in me. Ero nel buio, vivevo da cieco, ma tu mi hai guarito, tu mi hai redento. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre e pensare sempre che tu vivi in me. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre e pensare sempre che tu vivi in me. Mi sei rivelato, mi hai scelto e chiamato, mi hai detto ora vieni perché ti sto a cuore. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre e pensare sempre che tu vivi in me. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre e pensare sempre che tu vivi in me.
Amen! Gloria a te, Signore! Alleluia! Gloria a te, Signore! Alleluia! Grazie, Signore, amen. T'adoriamo, Signore. Adoriamo Dio. Siamo davanti a te, t'adoriamo, Signore. Signore, vedere glorioso. T'adoriamo con tutto il nostro cuore, Signore. T'adoriamo, Signore. Vogliamo veramente immergerci completamente in te, Signore. Non pensare a niente, ma pensare che tu sei davanti a noi. Pensare di onorare la tua presenza, di darti gloria, onore, riconoscenza. Di pensare alla tua eternità, alla tua bellezza, al tuo splendore. Alleluia. Grazie Gesù. Noi ci vogliamo completamente allontanare da ogni oscurità, da ogni cecità, perché vogliamo adorarti dal profondo del nostro cuore, perché riconosciamo che tu sei il vero Dio, tu sei il vero Dio creatore di tutte le cose. Alleluia. Ti adoriamo, Ti Signore. adoriamo. Ti diamo gloria, onore e ringraziamento. Grazie per ogni cosa che hai creato, grazie per tutto quello che hai fatto e per tutto quello che fai continuamente, perché tu sei un Dio instancabile, mai ti fermi. Grazie, Signore. Amen. Grazie, Signore. Alleluia, gloria a te, gloria santo sei. In Isaia 50 al verso 4 il Signore ci dice che ci ha dato una lingua pronta e noi vogliamo usare la nostra lingua per benedirti, Padre. Vogliamo usare la nostra lingua per pregarti, vogliamo usare la nostra lingua per lodarti e ringraziarti, perché tu sei degno, tu solo sei il Signore, nessuno è come te. Continua ad allargare il nostro cuore, perché noi vogliamo entrare alla tua presenza. Non c'è delizia più grande che stare alla tua presenza, tu ci sazi. Grazie per la gioia e l'amore che travolge la nostra vita. E ancora, sempre in Isaia, tu ci dici che fin dal mattino tu apri le nostre orecchie e noi vogliamo stare alla tua presenza con un orecchio attento alla tua voce, perché per certo tu ci parli e noi vogliamo assorbire ogni parola che tu hai in serbo per noi, ogni ricchezza che hai per noi, perché la tua parola è una lampada per noi, è una certezza di vita. E noi ti ringraziamo, Padre, che possiamo avere questa prontezza di aprire la nostra bocca per ringraziarti. Tu sei il Santo dei Santi, il Signore dei Signori, il Re dei Re, il Principe di pace, l'Alfa e l'Omega. Tu sei il principio di ogni cosa, l'Eterno e il non creato, di ogni cosa sei il Creatore. E noi come creature, figli tuoi, oggi possiamo dirlo e possiamo proclamare che siamo figli tuoi. Siamo qui per adorarti, papà. Alleluia, Alleluia. gloria a te, Signore. Abba, Abba, Padre ascoltaci. Abba, Abba, vieni Spirito in noi. Abba, Abba, Padre ascoltaci. Abba, Abba, siamo figli tuoi. Come rugiada che scende dal cielo, posati sopra di noi. Come una brezza di vento leggero, ora toccaci, Signore. Santo Spirito, vieni su di noi, facci musica per te. Vogliamo dare gloria al Redere, apri cuori e riempili. Portami più vicino al trono tuo, la mia certezza sei solo tu. Voglio conoscere il tuo cuore, del tuo amore parlami. Abba, Abba, Padre ascoltaci.
scende dal cielo, posati sopra di noi, come una brezza di vento leggero, ora toccaci Signore. Santo Spirito vieni su di noi, facci musica per te, vogliamo dare gloria al Re dei Re, apri cuori e riempili, portami vicino al trono tuo, la mia certezza sei solo tu, vogliamo conoscere il tuo cuore, del tuo amore parlami. Abba, Abba, Padre ascoltaci. Abba, Abba, vieni Spirito in noi. Abba, Abba, Padre ascoltaci. Abba, Abba, siamo figli tuoi. Abba, Abba, Padre ascoltaci, siamo figli tuoi. Abba, Abba, vieni Spirito, grida dentro noi. Abba, Abba, Padre ascoltaci. Abba, Abba, vieni Spirito in noi. Abba, Abba, Padre ascoltaci. Abba, Abba, siamo figli tuoi. Siamo figli Alleluia. Pace a tutti. A proposito di questo canto che appunto siamo figli suoi, voglio fare una testimonianza di una cosa che mi è capitata circa 3 settimane fa a Caltanissetta, nell'appartamento dove abito. Ho portato l'arma del delitto, che è uno stendino come vedete, e praticamente a vederlo sembra innocuo, nel senso che sembra piccolo, però è in metallo e mi è volato dal 3° piano. Quindi ora vi racconto un po' cosa mi è capitato. Praticamente mi sono svegliata una mattina molto presto e siccome avevo fatto la lavatrice ho fatto colazione, ho messo dei cantici, stavo lodando il Signore e appena ho finito di fare colazione sono andata in balcone per stendere il bucato e improvvisamente, nel modo in cui mi sono sporta in avanti per stendere, avevo questo nella parte interna, quindi ci ho sbattuto con le gambe e mi è volato. Cioè, doveva cadere dentro il balcone, invece quando il nemico le cose ci vuole fare preoccupare, si è infilato tra la ringhiera ed è andato a finire al piano di sotto ed è arrivato insieme a una signora con la macchina. Cioè, praticamente, quando si dice l'incontro perfetto, la signora arriva insieme allo stendino così, quindi lo stendino gli va a finire sul vetro. Noi sappiamo, c'è la legge della fisica, dice che un corpo quando scende aumenta di peso, quindi anche se sembra piccolo, però a lei è arrivato questo colpo sul vetro della macchina. Quindi io ero ancora mezza vestita, me ne dovevo andare a lavorare. La signora scende dalla macchina arrabbiatissima e mi ha detto: lei ora mi paga i danni, si è messa a gridare. Io dissi: mamma, che stasera ci univa tra il fatto che comunque con il lavoro siamo stati fermi, l'affitto da pagare, quindi tutta una serie di cose. Lei ora scende, molto arrabbiata questa signora, che praticamente al piano di sotto di dove abito io c'è il centro di emodialisi, quindi questa era la segretaria, tra l'altro una mia collega, facciamo lo stesso lavoro.
E quindi io poi ho detto mi dà un attimo di tempo che mi sistemo e scendo. Ho avvisato il mio titolare che avrei ritardato e nel frattempo tutte le vicine di casa si sono affacciate, le vicine di condominio, ma stai tranquilla che in caso paga il condominio che ha assicurato. Comunque sono scesa giù e la macchina non aveva granché, aveva soltanto un po' di colore bianco dello stendino attaccato sul vetro. Il problema però è che la signora era arrabbiatissima, proprio nera, ma secondo me più che altro perché si è spaventata. Che tutta una volta sto botto che gli arriva sul vetro e quindi ho continuato a dire lei ora mi deve pagare i danni perché io pure mi sono spaventata, se lo so pure io mi sono spaventata, comunque la faccio controllare, veda cosa ci vuole e pago io, mi fa sapere. Le ho lasciato il numero di telefono e me ne sono andata. Tutto il giorno poi al lavoro avevo un pochettino, come si dice, di tremolizzo perché dicevo mamma meno male che era in macchina, cioè mi sono sentita di ringraziare il Signore perché poteva non succedere ovviamente questa cosa, però anche se è successo il Signore non ha permesso che lo stendino cadesse e la signora fosse fuori dalla macchina, gli poteva andare a finire in un occhio, sulla testa, perché il corpo è stato fortissimo. E quindi ho ringraziato il Signore, ho detto anche se è successo però ti ringrazio, fai in modo che la spesa non sia esagerata. E il Signore si permette determinate cose perché comunque devono servire da testimonianza. Infatti eravamo con una mia collega che aveva sentito la telefonata del mio ritardo e mi dice, e io le ho detto mamma meno male che alla fine le cose materiali si riparano, l'importante è che la signora era in macchina e che non si è fatta niente. E lei mi fa, io non capisco come fai a vedere il lato positivo delle cose. E io ho detto poteva succedere di peggio, invece il Signore non l'ha permesso, è successo, vabbè pazienza, ci può venire di mezzo 100, 200 euro, quello che è, però. E invece siccome il Dio in cui noi crediamo è un Dio potente, nella pausa pranzo quando sono arrivata a casa mi ha telefonato la signora e mi ha detto, intanto si scusava per come si è rivolta con me. Fa comunque ti volevo dire di non preoccuparti perché mio marito l'ha guardata, non c'è nessun danno, non mi devi niente, devi stare tranquilla, anzi avere piacere che qualche giorno scendi che ci prendiamo un caffè insieme. E le ho detto che siccome facciamo lo stesso lavoro, abbiamo gli stessi orari e quando lei arriva io devo essere già al lavoro da me, pur non di meno mi sono messa d'impegno, volevo prendergli un pensierino, tanto per scusarmi, diciamo, materialmente di questa cosa che era successa. Allora ho chiamato la sorella Teresa e le ho detto di darmi uno di quelle cose preziose che fa lei, il foulard, e io l'ho regalato, gliel'ho portato. La signora giustamente appena arrivo, io sistemata per andare a lavorare, premetto appostamenti di 3 giorni perché quella giusto si era presa 3 giorni di ferie, quindi non riuscivo a rintracciare. Arrivo là e la signora non mi aveva riconosciuto. Perché la mattina quando ci sono andata ero sconvolta, ci sono scesa un po' impaurita, un po'. E quindi le ho dato questo pensiero, lei fa no ma non c'era bisogno, poi io già avevo archiviato questa storia, fa però ho piacere, fa sei una bella ragazza, fa l'altra mattina non l'avrei detto, ho detto vabbè in effetti ero un pochettino capelli scombinati, andavo di fretta e sono scesa un po' così. E poi il giorno dopo mi ha mandato questo messaggio e mi ha scritto buongiorno Alessia, voglio ringraziarti per la carineria che hai avuto per me. È un pensiero molto bello che rispecchia parecchio la tua persona, anche se non era necessario in quanto non è successo niente. Ti aspetto per un caffè, buona giornata e buon lavoro. Questo l'ho voluto testimoniare per incoraggiare tutti voi e chiunque ascolta che veramente il Signore, nonostante il nemico ce la mette tutta per spaventarci, per rallentare, per mettere un po' per preoccuparci, per metterci ansia, il Signore alla fine trionfa sempre su ogni cosa. E quindi dobbiamo, nonostante le prove, anche se magari pensiamo che quella cosa che succede, come diceva il pastore l'altra volta, non dobbiamo dire perché a noi. Perché si vede che noi reagiamo meglio rispetto agli altri, perché noi sappiamo che abbiamo con noi, abbiamo il Signore che è un Dio potente e che vince su ogni cosa. Alleluia. Ti voglio ringraziare, Signore, Amen. Padre della vita. Grazie, Gesù, gloria.
Grazie Padre perché nonostante la nostra pochezza, nonostante noi siamo piccoli, nonostante siamo fragili e delle volte anche incostanti, tu Signore ti prendi cura di noi. Tu non lasci mai le cose a metà. Alleluia. Tu permetti che le cose avvengano perché vuoi vedere fino a che punto Gloria noi a te, crediamo in te, Santo, fino a che Santo, punto Santo. noi confidiamo in te, Signore. Noi siamo certi di chi sei tu, noi siamo certi che tu, Signore, sei con noi in ogni momento, in ogni istante e ci proteggi, ci custodisci. E ti ringrazio, Padre, ti voglio rendere lode e gloria, Signore, perché nonostante apparentemente possiamo sembrare soli agli occhi del mondo, tipo io che vivo sola, Signore, ma io non sono sola perché io ho te, Padre. Tu sei mio marito, tu sei il mio compagno, tu sei mio fratello. Tu sei il mio migliore amico, Signore. E ti voglio lodare, Signore, ti voglio lodare per tutte le benedizioni che ho avuto nella mia vita, grazie a te, Signore. E ti voglio presentare oggi, Signore, tutte quelle persone sole che non ti conoscono, Signore. Ti chiedo di creare le condizioni affinché loro possano conoscerti, affinché tu possa entrare nella sua vita Amen. e possa benedirla come hai fatto con la nostra, Signore. Ti voglio ringraziare, Padre, per tutto quello che ho e per tutto quello che non ho, ma soprattutto ti sono grata, Signore, perché tu sei sempre al mio fianco, Signore, nonostante tutto. E io ti lodo, ti ringrazio e ti benedico. Amen. Lode e gloria a te, Signore. Oh Padre, meraviglioso Padre, meraviglioso Gesù Cristo, meraviglioso Spirito Santo, Alleluia. ti lodiamo, ti adoriamo e veniamo davanti al tuo trono, Padre Santo, nel nome di Gesù, perché noi vogliamo ancora continuare ad adorarti, ma vogliamo aprire i nostri cuori e le nostre menti alla tua parola. Noi spezziamo ogni legame nel nome di Gesù, con tutto ciò che ci confonde, con tutto ciò che ci devia, con tutto ciò che ci allontana da te, da tutto ciò che non ci permette di concentrarci nella tua parola per comprenderla, per assimilarla, per trattenerla, per operarla, nel nome di Gesù. Abbiamo bisogno, Padre, di te. Abbiamo bisogno che tu ci liberi e che continui a sciogliere ogni catena, spezzare ogni catena che ancora persiste nel tuo popolo. Io ti chiedo che il tuo popolo sia libero, il popolo che ti adora che sia libero completamente da situazioni familiari pericolose, da imbrogli familiari, da imbrogli politici, da imbrogli religiosi, da imbrogli diabolici e da imbrogli frutto di convinzioni sbagliate. Molti diciamo di amarti, Signore, e ti amiamo, ma poi viviamo a modo nostro e molte volte siamo distanti 1000 miglia da te. Ma tu, Padre Santo, Padre Eccelso, Padre meraviglioso, vieni a soccorrere la tua Chiesa, vieni a soccorrere il tuo popolo, vieni. Suscita una vera Pentecoste affinché ognuno possa ritornare all'antico amore, al primo amore, possa venire davanti a te, davanti alla tua presenza per adorarti, per fare a modo tuo, per vivere secondo i tuoi comandi, nel nome di Gesù, affinché il sacrificio di Gesù Cristo non sia reso vano dalla nostra vita peccaminosa, ma che possiamo dire di essere veramente grati
a te Gesù, per il dono d'amore, per l'amore che hai messo per salvarci, per chiamarci, A te sia la gloria. per scioglierci da ogni male, per liberarci dalla morte eterna. Con te c'è vita in abbondanza, perché tu sei venuto a dare vita. Alleluia. Oh Signore, fa che il tuo popolo lo comprenda, tutti coloro che dicono di amarti, tutti coloro che dicono di seguirti, che veramente facciano sul serio, non solo a parole, ma con i fatti, vivendo la tua parola giorno dopo giorno e facendo della tua parola la propria vita. Grazie Signore. Amen. Gloria a te, Signore. Davanti al trono tuo, nel luogo santissimo, alla tua presenza, noi veniamo, Signore, davanti al trono tuo, davanti alla fiamma ardente che non si estingue mai, ma che brucia ancora e brucia dentro noi. Davanti al trono tuo ci prostiamo, Signore, tu puoi fare di più per noi, non sfiorarci ma abbracciarci. Davanti al trono tuo noi veniamo e porgiamo il cuore alla tua presenza. Riscaldaci, Signore, io ti amo, io ti amo, Signore, tu sei tutto per me, io ti amo, io ti amo, tu sei tutto per me. Riempimi di te davanti al trono tuo, eleviamo le nostre mani, adoriamo il tuo volto, noi cerchiamo te davanti al trono tuo, occhi negli occhi noi guardiamo te. Tu sei fonte di luce, riempici di te. Davanti al trono tuo, fai rompere la roccia in noi, un fiume di acqua viva, fai scorrere in noi. Davanti al trono tuo, di solo c'è tutta la gloria. La tua voce per me una musica, un suono soave. Io ti amo, io ti amo, oh, Signore, tu sei tutto per me. Io ti amo, io ti amo, io ti amo, tu sei tutto per me, riempimi di te, io ti amo, io ti amo, tu sei tutto per me, riempimi di te, io ti amo, io ti amo, tutto per me, riempimi di te, io ti amo, io ti amo, Signore, riempimi di te, riempimi di te, riempimi, riempimi.
cantiamo a Io voce ti alta, con tutto il cuore. Io ti amo, io ti amo, tu sei tutto per me, riempimi di te. Forza! Io ti amo, io ti amo, tu sei tutto per me, riempimi di te. Io ti amo, tu sei tutto per me, riempimi di te, riempimi di te, riempici di te, riempici di te, riempici di te, riempici di te, ancora, ancora, vieni Spirito Santo, vieni su di noi, riempici di te, riempici di te, Spirito, Spirito. Riempici di te, riempimi di te. C'è lo Spirito Santo? Amen? Amen. Facciamogli un applauso allora. Grazie Gesù. Alleluia. Allora, ci alziamo e leggiamo insieme Geremia, capitolo 17, dal versetto 5. Così dice l'Eterno: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si è allontanato dall'Eterno. Egli sarà come un tamarisco nel deserto. Quando viene il bene non lo vedrà. Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra salata senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo, e le sue foglie rimarranno verdi. Nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Amen. Allora, questa è una parola che il Signore ieri ci ha dato con il gruppo dei giovani, il Ministero della Musica e del Canto, e che è stato bello sviluppare. Oggi voglio riproporlo a voi, anche se non è questo il tema principale, ma mi voglio collegare con questa parola anche al tema principale. Allora, il tamarisco, detto anche tamerisco con la E, a secondo come la versione della Bibbia, è un albero che vive in solitudine e di solito si trova nel deserto ed è diciamo che all'apparenza sembra secco, anche se è vivo, ma sembra secco. Vive sfruttando al massimo la poca umidità che trova nel deserto, quindi le sue foglie sono striminzite e molto attaccate ai rami, e cerca di catturare quanta più umidità possibile per sopravvivere. In genere non cresce dritto, è un albero che non cresce dritto, è sempre storto, perché si fa modellare dal vento o dalla sabbia. A secondo come soffia il vento, questo albero prende la piega e non si raddrizza più. Una delle sue caratteristiche è insensibile agli eventi favorevoli, perché ce lo dice la parola dell'Eterno, anche se quando viene il bene non lo vedrà. Quindi è insensibile alle cose negative, perché è secco, o comunque è apparentemente secco. È un albero che, guardandolo a vista, è brutto da vedere, non è bello. Sembra più un cespuglio, ci sono tamarischi che sembrano anche dei cespugli. E questa è una situazione spirituale particolare, nel senso che ci descrive come è la persona lontano dal Signore, ma non una persona senza il Signore. Ok? Quando qua parla di maledizione parla della lontananza da Dio, ma non parla di persone che non hanno conosciuto il Signore. Sta parlando di persone che hanno conosciuto il Signore ma preferiscono vivere da sole nel deserto. E quindi è immagine del credente che vive in solitudine,
vive di quella poca consapevolezza che ha di essere figlio di Dio, cioè il tamarisco assorbe quella poca acqua che trova nell'ambiente ed è immagine del credente che sopravvive di quella poca conoscenza che ha del Signore. Non cresce di dritto, e infatti si fa influenzare, il cristiano che è tamarindo, si fa influenzare da ogni vento che soffia e difficilmente poi prende a tornare dritto, prende la curva del vento. Se qualcuno gli vuole portare delle benedizioni, quindi acqua e sensibilità, non se ne accorge. Questa è la situazione del credente arido. D'altro canto poi il Signore ci dice: beato l'uomo, di la persona accanto a te, beato l'uomo. E oggi svegli siete. Ho sentito bello. Quindi beato l'uomo, guardate che dice, che confida nell'Eterno e la cui fiducia è nell'Eterno. Quindi mentre il tamarisco è un albero, rappresenta il cristiano autonomo, cioè anche cerca di fare le cose con le sue forze, Dio ci parla di un altro albero che invece è vicino al fiume, vicino ad un fiume. Il fiume rappresenta Cristo, rappresenta Dio. Quindi beato l'albero che si trova vicino a quelle acque, perché da lì assorbe il necessario, quello che gli serve. Il tamarisco ha anche un altro problema, è tra virgolette parassita, nel senso che cerca di catturare quanto più possibile per sopravvivere. Perché vi dico questo? Perché l'albero invece che è vicino al fiume produce frutto e lo produce in abbondanza tutto l'anno per darlo. Amen? Ci siete? Quindi l'albero piantato vicino al fiume gode della presenza di Dio. Questa è la benedizione principale. La maledizione e la benedizione si distingue in questo, che stare alla presenza di Dio e stare lontano da Dio. Quindi non vive in solitudine perché vive insieme ad altri alberi. Se soffia il caldo, guardate che ci dice, non si accorgerà quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi, cioè nonostante la prova riesce a superare. Amen? L'albero che è in Cristo, l'albero che è vicino al fiume, riesce a superare la prova. Amen. Amen. Alleluia. Quindi, né la siccità, quindi neanche la fame, neanche la prova è più dura. L'albero che è vicino a Cristo è sempre, sempre, sempre benedetto. E porterà frutto appunto per darlo agli altri. Vi voglio fare notare che il tamarindo non è morto, è una pianta viva. Qua mi voglio soffermare un attimino, perché credo che è importante capire che Dio ama il tamarindo. Dì alla persona accanto a te: Dio ama il tamarindo. Ora non siete convinti, eh? Dio ama il tamarindo. Dio ama il tamarindo. Perché se non lo amasse, farebbe come fece col fico. Via, sradichiamolo. Ma Dio permette che ancora viva perché spiritualmente c'è ancora possibilità di riprendere il tamarindo. La persona che ha conosciuto il Signore, diciamo così, e vive di quella poca conoscenza che ha di Cristo, non è completamente sradicata perché ancora ha la possibilità di ritornare alle acque. Può essere ancora tolto da dov'è e piantato vicino alle acque. Amen. Quindi non è perso il tempo di questo tamarindo, anzi dobbiamo pregare affinché si risvegli e cerchi l'acqua, cerchi Cristo veramente. Amen. Andiamo a prendere ora Esodo, capitolo 7, versetto 20. Ora voglio prendere con voi dei brani che sono forti, però non mi voglio soffermare molto su darvi la spiegazione storica perché voglio parlare soprattutto di quella spirituale. Quindi Esodo 7, dal versetto 20. Mosè ed Aronne fecero così, esattamente come l'Eterno aveva loro ordinato. Così egli alzò il bastone e percorse le acque che erano nel fiume, davanti agli occhi del faraone e davanti agli occhi dei suoi servi. E tutte le acque che erano nel fiume furono cambiate in sangue, e i pesci che erano nel fiume morirono. E il fiume divenne puzzolente, sì che gli egiziani non potevano più bere l'acqua del fiume. Così vi fu sangue per tutto il paese d'Egitto. Ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte, e il cuore del faraone si indurì, ed egli non diede il loro ascolto, come l'Eterno aveva ordinato. Il cuore del faraone si indurì. Dì alla persona accanto a te: si indurì. Quindi naturalmente
facendo un paragone con il tamarindo, il faraone è il tamarindo. Perché vi dico questo? Ve lo dico perché alla fine della storia gli egiziani sono sopravvissuti. Ve lo dico poi alla fine. Ma voi ci fate caso che il sangue nella Bibbia è sempre qualcosa che purifica, è sempre qualcosa che, tra virgolette, porta vita. Gli ebrei usano il sangue per purificarsi, per purificare il Tempio, per purificare gli ambienti del Tempio, addirittura anche per purificare le vesti, o per perdonare il peccato. Il sangue è immagine sempre di purificazione. In questo caso però diventa immagine di morte. Cerchiamo di guardare questa situazione da un'altra prospettiva. Questo sangue aveva uno scopo, che non era quello di fare morire gli egiziani, ma era quello di portarli alla vita. Vi pare strano? È così. Perché quel segno doveva dare un'immagine agli egiziani, gli doveva dire: occhio, che guarda che per salvarti hai bisogno del sangue. Ma il faraone, invece di mutare il suo cuore, l'ha indurito. Il faraone non ha guardato il segno. Il faraone ha fatto come il tamarindo, si è piegato al vento delle circostanze. Chi era in quel caso le circostanze? I maghi che erano là vicino a lui e hanno fatto la stessa cosa. Hanno imitato il miracolo di Mosè. E quindi il faraone si è piegato al volere dei maghi. Non ha ascoltato la voce di Dio. Se voi ci fate caso, questo miracolo somiglia ad un altro miracolo. Si trova in Giovanni, capitolo 2, versetto 7. Gesù disse loro: riempite d'acqua i recipienti. Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: ora attingete e portate al maestro della festa. Ed egli gliene portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, ora egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto all'acqua. Il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse: ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore, e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto, quello meno buono. Tu invece hai conservato il vino buono fino alla fine. Sono due miracoli identici. Tutte e due dovevano portare vita, ma uno ha portato disgrazia, quello del faraone, ma perché il cuore del faraone si è indurito. Uno ha portato invece vita, ma perché il cuore del maestro invece si è intenerito. Quelle acque trasformate in sangue diventarono veleno, le acque che Gesù trasformò in vino, che è immagine del sangue di Gesù, hanno portato vita. Ma anche quelle dovevano portare vita. Mosè stava facendo vedere quello che sarebbe accaduto al faraone e agli egiziani, cioè la morte, se non accettavano la volontà di Dio. Ma anche dall'altro lato era così, cioè Gesù stava facendo, che cosa gli disse a Maria? Non è ancora giunta la mia ora, perché pensava al suo sacrificio. E qui vi introduco che Mosè ha iniziato il suo ministero col sangue e l'ha finito col sangue. Gesù ha iniziato il suo ministero col sangue e l'ha finito col sangue. Solo che nel caso di Mosè ci furono disgrazie. Nel caso di Cristo c'è stata una sola disgrazia che ha dato grazia. Amen. Grazie Gesù. E noi siamo di quelli che hanno capito il sacrificio di Gesù. Quindi il faraone ha indurito il suo cuore, il maestro della festa no. Dipende da noi, dipende da come noi ci approcciamo a Cristo, se noi abbiamo desiderio di affondare le nostre radici vicino al fiume o se ci piace stare nel deserto. Il faraone riceve maledizione, gli invitati alla festa invece ricevono benedizione. Il faraone fu convinto da maghi, cioè dal mondo. Gli invitati furono convinti dalla grazia di Dio. Il faraone ricevette disonore, lo sposo ricevette onore. Vedete lo stesso miracolo, come ha portato disgrazia ad un popolo e grazia ad un altro popolo. E noi facciamo parte della grazia del popolo, dello sposalizio. Amen? Perché vi dico questo? Perché ieri
l'altro ieri, in realtà, no, ieri, l'altro ieri, nel cuore mi è venuto un desiderio di capire perché, qual è il motivo per cui molte volte noi ci fermiamo. Noi desideriamo tutto dal Signore, amen? Chi vuole tutto dal Signore? E io ho avuto questa parola da parte del Signore: se tu vuoi tutto dal Signore, tu devi dare tutto al Signore. Non tu sono Maria Antonietta. Non siete convinti? Cioè, che cosa significa dare tutto al Signore? C'è stare là, vicino a Lui. Perché nelle misure ai piedi di Gesù, amen. Più noi siamo vicino alle acque del fiume, cioè quindi più noi siamo in Cristo, più noi diamo tutto a Cristo, più Cristo dà tutto di se stesso a noi. E in questo c'è benedizione. È la stessa cosa del faraone e del maestro. Il faraone non voleva dare niente a Dio. Il maestro invece ha capito che quel vino era qualcosa di delizioso ed è stato distribuito a tutti come fonte di vita. Amen, ci siete? Ma lo capite che se noi diamo tutto al Signore, noi iniziamo a produrre frutto per noi stessi e per gli altri, non viviamo nel deserto. Sì, la solitudine è bella qualche volta, non sempre. Non siamo fatti per restare soli, noi siamo fatti per restare in Cristo. Più noi siamo vicino alle acque, più noi riceviamo grazia, e se viene il caldo non ci toccherà, e se viene la siccità non ci sfiorerà. Noi siamo benedetti perché siamo vicini alle acque. Se noi vogliamo ricevere la benedizione da Dio, noi dobbiamo stare vicino a Cristo. Amen. Abbiamo detto che l'opera di Mosè iniziò col sangue e finì col sangue. Infatti andiamo a prendere Esodo 12, versetto 12. In quella notte io passerò per il paese dell'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto uomo che bestia, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono l'Eterno. E il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando colpirò il paese d'Egitto. Quindi quella notte fu particolarmente tragica, soprattutto per gli egiziani, però lo so che umanamente non è semplice da capire, però cercate di capirlo spiritualmente. Gesù, Dio, quando è passato, non ha distrutto gli egiziani. Ha lasciato un residuo. Mi spiego? E non voleva distruggere gli egiziani. Non era nella volontà di Dio distruggere gli egiziani, erano loro che volevano, tra virgolette, essere distrutti, cioè erano loro che avevano rinnegato Dio. Cioè, nonostante c'erano egiziani che rispettavano Mosè, se voi andate a leggere questo capitolo, c'erano, non questo, l'altro, Esodo 7, c'erano degli egiziani che rispettavano, avevano un rispetto per Mosè e che probabilmente si trovavano insieme agli ebrei quando passò l'angelo della morte, diciamo così. C'erano quelli che avevano capito che dovevano avere timore di Dio. Era il faraone che era indurito. Noi non dobbiamo fare lo stesso errore, perché la nostra durezza di cuore ci porta alla siccità e ci porta anche a perdere ricchezze spirituali, ma anche ricchezze materiali. Cioè, noi dobbiamo riconoscere che il sangue di Gesù ci ha salvato. Dio stava dando un'istruzione a Mosè, cioè di passare, perché guardate, ora vi rivelo un segreto, ma secondo voi, ma gli ebrei meritavano di restare vivi? Qualcuno alzi la mano e mi dia una risposta. Forza? Nessuno? Però sono stati salvati. Perché no? Ora vi rivelo un segreto. Gli egiziani se la sono passati meglio, tra virgolette, degli ebrei, perché gli egiziani sono rimasti vivi. Questi ebrei sono tutti morti nel deserto. Sono tutti morti nel deserto. Cioè se ne salvarono 3. Caleb, Giosuè e Mosè. E Mosè manco cita sì nella terra promessa, figuratevi. Cioè, lo capite il paradosso?
dei vecchi, poi c'era il popolo nuovo, vabbè, ovvio, giusto, Israele è entrato nella terra promessa, ma di questi che hanno visto queste cose, che hanno visto la salvezza del sangue dell'agnello che era sulle loro porte, di questi non si è salvato nessuno. Cioè, cose paradossali. Poi sono morti tutti, mentre l'Egitto, gli egiziani comunque, è vero, hanno avuto tutte le 10 piaghe, e poi sono caduti in fondo al mare cavalli e cavalieri e via dicendo. Però c'è un popolo che si è salvato e che Dio ha voluto dare una seconda possibilità. Perché quando Dio non vuole dare una seconda possibilità, tutti via, tutti, Ninive non esiste più, i niniviti non esistono più. Sodoma e Gomorra non esistono più, ma gli egiziani ci sono ancora tutt'oggi, perché Dio non aveva intenzione di distruggerli completamente, perché aveva un piano anche per loro. Vero, mischini, hanno perso i loro primogeniti, ma questa è la conseguenza della loro, no, disubbidienza, peggio, ribellione e idolatria, peggio. Va bene, ma spiritualmente parlando il Signore ci sta dicendo una cosa, che per noi c'è sempre speranza, attenzione. C'è sempre speranza, ma dipende dal nostro cuore, da come siamo vicini a Cristo. Tu vuoi essere sradicato e piantato in mezzo al fuoco della Geenna? No. Ah, quindi, se proprio dobbiamo essere giudicati, facciamoci mettere vicino al fiume. Così almeno ci riprendiamo. Gesù fece la stessa cosa con un fico, vi ricordate la parabola? Il padrone disse: togliamolo da mezzo alla vigna perché ruba nutrimento alla vigna. E il servo disse: no, aspetta che provo a lavorarlo un pochino, gli metto un pochino di letame, vediamo che fa, se si riprende. Perché Cristo ci vuole dare sempre una seconda possibilità. Non siamo mai completamente distrutti dal nemico, perché Dio ci vuole trarre fuori, a maggior ragione in Cristo. Amen. Quindi l'Egitto quindi è immagine del tamarindo, perché Dio non distrusse completamente tutti gli egiziani. Dio ha avuto misericordia anche degli egiziani, lasciandoli in vita. C'è sempre un resto, c'è sempre un piccolo resto. Gli ebrei sono migliori? No, mi dispiace, era perché c'era Mosè, perché Mosè era l'albero piantato vicino al fiume. Gli ebrei non erano alberi piantati vicino al fiume. Gli ebrei erano ribelli tanto quanto gli egiziani, tant'è che, come vi ho detto, anche loro hanno perso la vita nel deserto. Quindi l'agnello è l'immagine del fiume di benedizioni. Anche Mosè sarebbe morto senza il sangue dell'agnello. Per quanto Mosè era spiritualmente accettato ed era in comunione con Dio, anche Mosè, che era primogenito, ha avuto bisogno del sangue dell'agnello. Se andiamo a leggere Giovanni 19,34 dice così: ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua, e colui che l'ha visto ne ha reso testimonianza, la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, finché voi crediate. Quindi, vedete, anche Gesù ha iniziato il suo ministero col sangue e l'ha finito col sangue, ma il sangue di Cristo è a salvezza nostra. Amen, è a benedizione per noi. L'acqua e il sangue che sono sgorgati dal costato di Gesù sono per noi, per la nostra salvezza. Amen. Non facciamo come il tamarindo. Questo è il monito di oggi. Non possiamo, per quanto il tamarindo è una pianta particolare che si trova nel deserto, che uno magari si fa la passeggiata nel Sahara e vede questo tamarindo e dice che bello, è nella Bibbia, ma non dobbiamo imitare il tamarindo. Dio la persona accanto a te, non imitare il tamarindo. Con la T maiuscola, tamarindo, che non è il tamarisco è un'altra pianta, che è pure nella Bibbia, è una bella pianta che si trova sempre nel deserto. Tamarindo, già mi faccio tu, tamarindo, con la T maiuscola, tamarindo. Quindi Gesù è l'agnello perfetto sia per gli ebrei sia per gli egiziani. Quella era un'immagine della venuta di Gesù, ma quando Gesù è venuto per gli ebrei e per gli egiziani. In questo caso gli egiziani siamo anche noi. Se gli egiziani fossero stati tutti sterminati, oggi non avrebbero la possibilità di conoscere Gesù. Voi non lo sapete, ma in Egitto, che sono circa, un po' come quanto in Italia, 60 milioni, 70 milioni, che è un paese a maggioranza
musulmana. Voi dovete sapere che 10 milioni di persone sono cristiane. È l'unico paese musulmano con una maggioranza così enorme di cristiani, convinti oltretutto, anche se sono copti, ma sono cristiani convinti. Dio lascia sempre la speranza, come Dio ha lasciato gli egiziani, come Dio ha lasciato il tamarindo. Dio ha sempre pietà. Noi dobbiamo sapere questo. E noi dobbiamo sapere che se Dio ha pietà, noi non dobbiamo essere senza pietà. Se il tamarindo è lì, vuol dire che è compito anche nostro di riportarlo alle acque. Amen? Non deve essere nei nostri piani sradicare un tamarindo solo perché è brutto, perché non è una pianta bellissima, solo perché è brutto, solo perché è solo perché non fa frutto. Non è compito nostro sradicare gli alberi infruttuosi. Il nostro compito è curare l'albero infruttuoso perché porti frutto. Amen? Perché se Dio è misericordioso da lasciarlo, noi dobbiamo imitare Dio e avere la stessa misericordia. Amen? Alleluia. Muoviamoci come Mosè, consapevoli che il sangue dell'agnello ci ha pienamente liberati dal deserto e posti sulla riva del fiume. Muoviamoci come Mosè, che ha preso gli ebrei che erano pure tamarindi, però ha cercato di portarli alle acque, ha cercato di fargli conoscere Dio, la misericordia di Dio. Il nostro compito è imitare Gesù, cioè trasformare l'acqua in vino per benedire, portare frutto per benedire. E se noi vogliamo dal Signore tutto, noi dobbiamo dare tutto noi stessi al Signore. Questa parola ve la dovete scolpire nel cuore. Deve essere importante nella nostra vita, perché se noi vogliamo da Dio il massimo, allora noi dobbiamo dare a Dio il massimo. Questo non vuol dire che dobbiamo mettere tutte le altre cose da parte, perché qualcuno può pensare, Carmelo sta dicendo, no. Carmelo sta dicendo che ogni cosa la dobbiamo presentare al Signore come sacrificio, perché ogni cosa che noi presentiamo al Signore come sacrificio, il Signore ce la ridarà benedetta. Amen? Ci siete? Ogni cosa che noi presentiamo a Dio per la sua gloria, Dio ci ridarà la sua gloria. Dio ci vuole riempire della sua gloria. Dio non voleva sterminare gli egiziani. Dio aveva un piano di benedizione per loro, ma loro l'hanno rifiutato. Se avessero ascoltato Dio, se il faraone avesse ammorbidito il suo cuore, sappiamo poi che spiritualmente rappresenta il nemico, il faraone, ma questa teologia mettiamola da parte un attimino. Noi stiamo cercando di capire che se il faraone avesse ammorbidito il suo cuore nei confronti del popolo di Dio, sarebbe stato non benedetto, di più, strabenedetto. Noi dobbiamo pregare per le persone, non per il loro bene, perché poi ci sono quelli che pregano invece perché vengano sradicate. No, noi dobbiamo pregare per le persone affinché ricevano le acque del fiume, affinché i pesci che ci sono in quelle acque non muoiano ma vivano. Noi siamo quelli che dobbiamo produrre frutto. Noi siamo stati chiamati a dare tutto di noi stessi per avere tutto da Dio, e questo tutto da Dio diventa frutto per gli altri. Amen? Ci alziamo per favore? Oggi faremo anche la Santa Cena. Voglio leggervi anche il versetto 27 di 1 Corinzi 11, che è la continuazione il proseguo del brano dell'ultima cena. Perciò chiunque mangia di questo pane e beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso. Dì alla persona: esaminati. Ora ognuno esamini se stesso. E così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e ne beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra di voi vi sono molti infermi e malati, e altri muoiono, perché se esaminiamo noi stessi, noi non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore finché noi non siamo condannati dal mondo. Pertanto, fratelli, riunendovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri.
E se qualcuno ha fame, mangi a casa, finché non vi rinunzi per attirarvi un giudizio. Or quanto alle altre cose, le sistemerò quando verrò. Quindi, poiché chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve il suo giudizio. Facciamoci un esame, perché oggi faremo anche una preghiera di guarigione, ma questa preghiera di guarigione deve essere conseguenziale al pentimento, cioè noi ci facciamo un esame, ci autogiudichiamo, perché ce lo dice Paolo, non ve lo sto dicendo io, ok? Ci autogiudichiamo, perché così non ci giudica il mondo, ci giudichiamo noi. Il diavolo non ha da che giudicarci, perché noi riconosciamo i nostri errori e noi chiediamo perdono al Signore dei nostri errori. Se noi mangiamo il pane e il vino con questa consapevolezza, noi riceviamo guarigione. Se mangiamo il pane e il vino indegnamente, noi non solo non riceviamo la guarigione, ma possiamo anche ricevere giudizio su di noi. Parlando palese, come dice Paolo, malattie e morte, che non è solo spirituale ma anche fisica. Quindi, siccome non vogliamo essere come il faraone, che il faraone invece ha disprezzato il pane e il vino che Mosè voleva porgli spiritualmente e quindi ha ricevuto morte, noi dobbiamo farci un esame di coscienza e dire: Signore, abbiamo sbagliato in questo, perdonaci. Ho sbagliato nei confronti della sorella, del fratello, ho sbagliato nei confronti dei miei figli, ho sbagliato nei confronti di mia moglie, di mio marito, non solo quello, ho rubato, non lo so, io dico, faccio un... Chi è che ha rubato qua dentro? Solo io ho rubato. Io rubo l'amore di mia moglie ogni giorno. Quindi confessiamo dentro di noi il nostro peccato affinché possiamo mangiare degnamente del corpo e del sangue di Gesù spirituale, perché dobbiamo essere guariti. Amen? Amen. Signore, noi veniamo alla tua presenza in questo momento. Vogliamo, Signore, elevare il nostro cuore alla tua presenza e i nostri pensieri davanti al tuo trono. Vogliamo, Signore, essere lavati dai nostri peccati. Li vogliamo riconoscere dentro di noi. Sappiamo quello che abbiamo fatto di sbagliato. Abbiamo desiderio, Signore, di rinunciare al peccato, di non cadere più nella tentazione, nella concupiscenza, nel desiderio sfrenato di avere quello che è sbagliato. Ma vogliamo, Signore, sradicare da soli le nostre radici per andarla a piantare vicino al fiume. Vogliamo ricevere libertà dentro di noi. Ti chiediamo perdono per tutti i nostri errori, ti chiediamo perdono per tutti i nostri sbagli. Vogliamo fare a noi stessi un giudizio per essere liberati da ogni male, perché il nemico non deve puntare il dito su di noi per giudicarci. Vogliamo, Signore, venire prima noi davanti a te, prima che venga Lui a giudicarci. Vogliamo presentarci davanti a te, Signore, e chiederti perdono. Perdonaci, Signore. Perdonami, Signore. Perdonami, lavami col tuo sangue, cancella il mio peccato, ti chiedo scusa. Ho sbagliato, Signore. Ho sbagliato alla tua presenza, ho sbagliato alla presenza dei fratelli, delle persone. Ho sbagliato e non ho fatto quello che era giusto fare, ma ho fatto, come dice Paolo, quello che la mia carne mi diceva di fare. Signore, liberami dal male, liberami dal peccato, lavami col tuo sangue potente. Perché oggi voglio ricevere la guarigione. Alza la mano e di: Signore, voglio ricevere la guarigione. Signore, voglio ricevere la guarigione. Guariscimi, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Vieni, Signore eterno, Spirito Santo, muoviti e manda la tua guarigione su di me e su di noi. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù intervieni. Intervieni, guarisci, Signore, invoca lo Spirito Santo, invoca la guarigione nella tua vita, invocalo con tutto il cuore e con tutte le forze. Nel nome di Gesù vieni, Spirito Santo, noi ti gridiamo, noi gridiamo a te, Signore, manda la tua guarigione, la tua liberazione nella nostra vita, ora che abbiamo ammesso di aver sbagliato, ora che ci siamo autogiudicati, ora, Signore, che abbiamo chiesto perdono, vieni col tuo Spirito Santo a darci guarigione, Signore.
Guarisci, Signore, gli occhi, guarisci il naso, guarisci le gole, le orecchie, Signore. Guarisci, Signore, i cuori, guarisci, Signore, i polmoni, guarisci le ossa, Signore, e i muscoli, guarisci, Signore, le vene, le ginocchia, Signore. Vieni a guarire, Signore, le nostre braccia stanche e le nostre gambe stanche, Signore. Vieni a liberarci da ogni male, Signore. Noi chiediamo in questo momento un miracolo grande nella nostra vita, Signore. Passa col tuo Spirito, Signore. Passa col tuo Spirito, Signore, compi guarigioni, Signore, liberazioni, miracoli, Signore, non per forza né potenza, ma per lo Spirito di Dio, non per forza né potenza, ma per lo Spirito di Dio, non per forza né potenza, ma per lo Spirito di Dio, nel nome di Gesù. Guarite ora nel nome di Gesù, guarisci ora nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù, Spirito Santo, passa. Nel nome potente di Gesù, manifesta il fuoco, Signore, dentro di noi, affinché ci sia la guarigione e affinché il fuoco bruci ogni male, Signore. Nel nome potente di Gesù. Nel nome di Gesù, ardi, Signore, e purifica questo oro. Ardi, Signore, e purificaci, perché noi siamo il tuo oro. Noi siamo il tuo oro prezioso. Purificaci, Signore, da ogni male, nel nome di Gesù. Gloria a te, Signore, santo, santo, santo. Sei degno, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore, santo, santo, santo. E io vedo demoni cadere, demoni vestiti di rosso cadere per terra. E il sangue è guarito, dice il Signore. Alleluia, gloria a te, Signore. Santo, sei degno, Signore. Degno, Signore, sei. Oh, Dio, alleluia, gloria, 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 gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. La tua parola è guarigione, Signore. La tua parola è forza, Signore. Vogliamo pregarti, Signore, anche per i nostri figli, Signore. Quelli spirituali, ma soprattutto quelli che tu ci hai dato. Intervieni con potenza. Tu hai chiesto il primogenito, Signore, agli egiziani e agli ebrei. Noi vogliamo darti i nostri geniti, Signore, i nostri figli, non solo il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, Signore. Intervieni con potenza nel nome di Gesù. Li vogliamo consacrare a te affinché siano liberati dalle potenze demoniache di questo mondo, dalla mentalità demoniaca di questo tempo. Nel nome di Gesù, Signore, noi desideriamo guarigione per i nostri figli spirituale, perché vengano tolti dal deserto e messi vicino all'acqua, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Intervieni, Signore, tocca le menti e liberale dai legami di questo mondo. Tocca, Signore, le menti e liberi dai ragionamenti di questo mondo, dai vizi di questo mondo, dagli inganni di questo mondo, nel nome di Gesù. Stendi la tua mano, Signore, sui nostri figli, perché una nuova generazione vogliamo, Signore, una generazione che si elevi, Signore, ed elevi le mani verso il cielo per la tua gloria, Signore. Intervieni con potenza nel nome di Gesù, nel nome potente di Gesù. Gloria a te, Signore Santo, Santo, Santo. Santo, Signore, sei degno. Il Signore ti fa una promessa: tuo figlio risusciterà. Tuo figlio risusciterà e tornerà a vita. Gloria a te, Signore Santo, sei degno della lode, della gloria e dell'onore. Benedetto, Signore, sei in eterno. Noi ti lodiamo, Signore, ti ringraziamo, perché solo tu sei potente, Signore, solo tu sei glorioso da fare questo miracolo, Signore, da fare ogni miracolo, Signore, nella nostra vita. Signore, tocca le nostre mani. Vogliamo, Signore, che siano mani benedette, mani che benedicono, mani che guariscono, mani che liberano. Tu ci hai detto: andate per tutto il mondo, e noi vogliamo andare, Signore. Vogliamo stendere la mano e guarire e liberare. Nel nome di Gesù, Signore, intervieni. Intervieni, Signore, benedici le nostre mani. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome potente di Gesù, manda la tua unzione, Signore, su di noi. Unzione di consacrazione, Signore. Nel nome di Gesù vogliamo essere alberi piantati vicino al fiume, che portano frutto, Signore, frutto in abbondanza per gli altri. Nel nome di Gesù intervieni, Signore eterno, nel nome di Gesù.
Oh Sharayas Maestena Keraya. Oh Dias Maeshana Keraya. Gloria a te Signore, grazie, tu stai facendo scendere questa potenza su di noi Signore. Gloria a te Signore. Santo, santo sei degno. Alleluia, grazie Gesù. Portami alla culla dove è venuta la luce. Portami a una croce a mostrarmi il tuo amore. Portami alla grotta a cantare la tua gloria. Portami al Calvario a ricordarmi il tuo amore. Emanuele, Emanuele, Dio con noi, Dio con noi. Emanuele, Emanuele, Dio con noi, Dio con noi. L'Eterno e non creato, di ogni cosa il creatore, la meraviglia dei cieli, la bellezza del mondo. Ora accendi i cuori ed infiamma la lode. Padre eterno sei, tu Padre dei popoli. Emanuele, Emanuele, Dio con noi, Dio con noi. Emanuele, Emanuele, Dio con noi, Dio con noi. Dio con me, Dio con me. Alleluia, grazie Signore, facciamo un applauso a Gesù. Amen. Grazie Signore. Alleluia. Tu sei Dio con noi, amen. Alleluia. Gloria a te, alleluia. Glorificato il tuo nome.